Presidente Pozza, il distretto dello Sport System è a un bivio, occorre ripensarsi oltre il manifatturiero e la Camera di Commercio al fianco delle imprese in questo cambio di passo. Sì, stiamo cercando di dare un contributo ai nostri operatori, ai nostri imprenditori, dare una visione di quali possono essere le prospettive future. Bisogna innovare, bisogna investire e questa è la carta vincente per poter essere competitivi. Con l'ultimo bando da 1.300.000 euro sulla digitalizzazione si possono attingere risorse fino a 40.000 euro a fondo perduto, ma non basta questo. Bisogna esplorare nuovi mercati, bisogna avere coscienza di quando si va in questi mercati, di cosa si va incontro. La geopolitica in questo momento la fa la padrona, tensioni internazionali e quant'altro, guerre, vanno a limitare i consumi. Adesso ci sono anche questi dazi, bisogna saper affrontare il mercato americano anche con coscienza che i dazi, conoscendo bene come si va in quel mercato, si possono, non dicono aggirare, ma però contenere nella prospettiva che non trova essere un accordo. Grazie.